Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su Formula 1 2013, ragazzi, Corea, Yeon, Gam, ma qualificazioni scandalose veneziane, 15° posto, proprio in Corea non mi trovo molto bene. Pole position per Sebastiano, Nicolino Hülkenberg al 9° posto e Jenson Button rivale all'8° posto. Pioggia in qualifica, solo in gara, sarà dura perché proprio in Corea non ho trovato il setup giusto, faccio proprio fatica, magari che sai in gara con un po' di bagarre, un po' di casino, di recuperare posizioni, l'obiettivo scuderia è all'8° posto, ma la vedo molto molto dura. Andiamo. Ci aspettavamo delle qualifiche migliori, ma se riesci a recuperare qualche posizione in partenza potremmo portare a casa un risultato positivo. Proviamoci, Corea. Gran premio sempre stato sfavorevole, questo è per il Comandone. Vediamo. Proviamo all'esterno, attenzione Hülkenberg, si mette in mezzo Nicolino. Mamma che rischio, subito un rischio alla prima curva. Ma il Comandone recupera molto, ma ancora Hülkenberg, lasciamolo passare a questo punto che ha rotto il cazzo. 9° posto, ottimo recupero veneziano. Vai Kume, vai Kume. Ritardiamo la frenata. Oh! Mamma mia cosa ha fatto il Comandone qua. Ha rischiato di andare a fare in culo però. 6° posto veneziano. L'obiettivo comunque è stare davanti a Jenson Button. A battone. No, calma. Come Madonna è un po' impazzito il Kume. Ancora. Lasciamolo passare, va. Momento un po' di panico per il Comandone, ma stiamo buoni, stiamo calmi e stiamo tranquilli. Carburante normale. Attenzione, Massa fa il miracolo, Massa supera molto bene il veneziano. Potrebbe commettere un errore. No, lo commetto io l'errore qua in Corea di merda. Attenzione, contro sorpasso veneziano, grandissimo. Siamo tornati al 6° posto, ragazzi. Non possiamo sperare. Madonna, Massa vaffanculo! Massa vaffanculo, però. Massa mi ha tamponato, sto fio della mignotta. Andrebbe benissimo un 6° posto, ma la vedo dura in questa gara. Ma ragazzi, un primo giro da dimenticare. Ho già bruciato le gomme qua, il primo giro. Se non ci ritiriamo qua, miracolo. Attenzione, va in box qualcuno, perché? Osservando il radar non dovrebbe esserci pioggia oggi. Non ho capito sto vaneggio, gente già in box. E andiamo. Dio santo, adesso lei dura. Ha fatto un giro, uno dei più schifosi della storia comendiana. Vai Massa, va. Massa se ne va, ragazzi. L'ho ritardata un po' troppo. Ritardata un po' troppo, ragazzi. Qua in Corea non ci siamo, ma lo sapevo. Lo sapevo purtroppo, la Corea è sempre stata fatale al Comandone. Bravo, di controsorpasso, ma questa sarà una gara difficilissima per noi. Sarà impossibile arrivare ai quarti, è un passo gara troppo più lento rispetto agli avversari. Maledetta Corea. Meno male che il prossimo anno non c'è più il 99% dopo i vaneggi anche della realtà. Con una Jeep in pista, ragazzi. Una Jeep in pista. Se Vettel era un po' più vicino erano cazzi amari per tutti. Do not parole veramente. Do not parole in vero inglese. Niente qua, anche se la traiettoria ideale non riesco a guidare a Corea. Non riesco a guidare in Corea, ragazzi. E sì, via, andiamo. Mamma mia. Ragazzi, chiedo perdono, ma in questa gara faccio proprio cagare. Ma porca puttana, ma come riesce a fare una curva giusta? Vabbè, 2 giri proprio orrendi, ragazzi. 2 giri orrendi. Cosa ho fatto? Cazzo, che una volta che è lontano incidente. Ma no, guarda. Sulle bandiere è un po' strano il gioco,
Quando tocco gli avversari non c'è niente, quando non li tocco invece c'è qualcosa, boh. Nessun ritiro intanto. Adesso vediamo di fare un giro pulito, ragazzi. Massa sfrutta il DRS. Vai all'esterno, Massa ce la fa. Massa ce la fa stavolta. Pippo Massa ce l'ha fatta. Vediamo di riprendere la posizione, ma la vedo molto dura. Bravo Come. Cerchiamo di guidare abbastanza puliti, anche lenti ma puliti. Stai andando alla grande, siamo 4 posizioni di quanto ci aspettassimo. Un inizio scandaloso di gara. Siamo quarti ma solo proprio per miracolo. Occhio Come. Oh, finalmente una curva presa benino. Concentriamoci, dai. Concentration, please. Concentration. Niente da fare sta curva all'aperto. Per tutte le curve di merda. Mamma mia la Corea, mamma mia la Corea. Bravo Come, dai. L'importante è non fare errori clamorosi. Comunque le gomme saranno già finite probabilmente. Ok. Altro giro completato. Catenaccio veneziano oggi, ragazzi. Non... dovrebbe effettuare una sosta nei prossimi 5 giri. Purtroppo è così oggi. Anche nel prossimo anno se andiamo in McLaren cambia tutto, però. Pensavo di non cambiare scuderia, nel senso che quando avrò scuderie come McLaren, Mercedes, Ferrari o Red Bull devo fare per forza un anno intero, come nella realtà, nel senso è difficile che una grande scuderia possa cambiare i piloti a metà gara, cioè solo per infortunio, per incidenti, insomma, ma è difficile, se no, comunque nessun ritiro. Poi ci sono stati vaneggi davanti e non capisco il perché. 2 macchine ai box forse sono beccate, non lo so, non ho ben capito onestamente. Ok, stiamo guidando leggerissimamente meglio, ma proprio leggerissimamente. Bravo Come, dai. Avevo già un vantaggio rispetto a Perez dopo 3 giri veramente di vaneggio puro. Maledetta Corea. Dopo c'è Suzuka che è bellissima, invece Suzuka me la godo. Ricordo che dal prossimo anno aumento il livello di difficoltà, Macchina più veloce, sulla carta. Il livello più difficile. Cioè torniamo al livello iniziale dove però svaneggiavo perché avevo la Force India, ragazzi. Con la Force India cosa vuoi fare? Però sto gioco è molto più duro del 2012, cioè c'è poco da fare. Ok, altro giro completato. Ma veramente vivo con angoscia ogni giro. Perez è dietro il culo. E nel prossimo anno la coppia può essere Perez veneziano. Mamma mia. 2 pazzi, insomma, visto che anche Perez è un pazzo, mamma mia. Ho visto le prime gare del mondiale, soprattutto quello vero. Ragazzi, a sportellate anche con Button. Dai, teniamo duro. Dai, teniamo duro. Ok, Massa è in forma in questa seconda parte del mondiale, Massa è in forma. Niente da fare, sta gara è così, punto. Sta gara è così, punto. Non ho neanche il coraggio di guardare le gomme. Non ho proprio coraggio, ragazzi. L'obiettivo è stare davanti a Button, però. Bravo Come, dai. Cerca di guidare il più pulito possibile in una gara sfavorevole. Dopo c'è anche l'India, ragazzi. L'India, un'altra gara di merda. Ma perché devono fare le gare in ste parti? Non potevano tenere le gare classiche di una volta, no. Facevano troppo schifo. Dio santo.
Cioè, non mettere Imola poi è una cosa vergognosa, secondo me. Bagnicura, altro tracciato storico che manca, cioè, non è possibile. Non è proprio possibile. Niente, in certe qua veramente... Qua siamo andati bene, per esempio. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungerti. Che cagata che ho fatto, che sbandata. Ma va a cagare, Kume. Vai proprio a cagare. Siamo pronti per il pit stop. Rientra questo No, giro. aspetto. Non voglio andare con la bagarre. E Perez c'è. La ritardo, ma non posso per ritardarla, andare fuori così, però. Mamma mia. Adesso c'è Massa davanti. Vaffanculo anche la Corea. Vaffanculo anche la Corea, ragazzi. Non mi piace proprio questa gara, non mi piace per niente, si vede anche. Sei al quarto posto. Che gara di merda, proprio la Corea è una gara che devono cancellarla dal mondiale, ragazzi, è ufficiale. E comunque il 99% non ci sarà più, Mi pare che nel prossimo calendario c'è Russia, sì, Sochi, non so, mi ricordo. Russia, poi a New Jersey forse non la fanno, però. L'Austria, torna all'Austria, ma però forse no, la Uno Ring. E non parlare però, Comenda, non parlare, Dio sotto già sei una pippa, mamma mia, in Corea. Rientra ai box in questo giro. Chiedo scusa raga per questa gara, ma proprio in Corea sarà sempre così, forse con le macchine più forti me la gioco un po' di più, però... Gigione, giro record di Gigione. E noi andiamo avanti. C'è molto traffico ai box in questo momento. Fai attenzione ai piloti in uscita dalla... Gli ho fatto bene a non sfidare Hamilton perché qua mi sta già massacrando. Fatto benissimo. Oh, il bibitaro. Che quanto dovrei buttare fuori il bibitaro che mi squalificano. Concentrati, puoi riprenderti quella posizione. Ciao Vettel, almeno la soddisfazione di superare Vettel. No, neanche, ma baffa, caga. Vaffanculo Vettel. Va a cagare, va. Dai, come almeno Massa, risuperiamolo, bravo. Va dei box però, non sento più la macchina, va dei box. Box. Comandone, ai box. E mi becco tutto il traffico, ma d'altronde non ce la faccio più. No, è bravo Massa, mi supera. Sì, proprio al limite, però mi ha superato. Contro sorpasso, non ho tagliato niente, non ho per il cazzo. Niente, la macchina non c'è più, raga, la macchina non c'è più, è ufficiale. Non dimenticare di rientrare ai box alla fine del giro. La macchina non c'è più, raga. Ai. Dai, Massa mi ha superato ormai. Ma porca Eva. Sembra che tu stia perdendo aderenza. Forse dovresti... Bene, andiamo per campi anche ai box. Bene, molto bene. Dai, muovite, coglion. Quinto posto, ma... Almeno ottavi dobbiamo arrivare comunque, Vai veloci. Subito. Dai! Ma le fanno passare tutte, non ci credo. Questa è una stronzata mondiale. All'uscita della pit lane c'è traffico, fai attenzione. Che stronzata, ha fatti passare tutti. Nico si è fermato ai box, sosta ai box per Nico. Bravo Nicolino. Devo guadagnare almeno una posizione per l'obiettivo scuderia. Porca puttana quante ne ho perse, ragazzi.
Ma d'altronde in Corea sono veramente una merda. Dai, una posizione almeno per l'obiettivo scuderia, comunque Batto mi sta davanti stavolta. Meno male che c'è Suzuka, Interlagos e Dubai. Abu Dhabi là che teoricamente possiamo fare buoni punti. Però crediamoci, cazzo, cioè non è ancora finita, mancano ancora giri. Se magari ci svegliamo. Ma non ho proprio il passo, non c'è niente da fare. Infatti anche qualifica, una delle peggiori qualifiche, ci sarà un motivo. Webber, che cazzo Webber ho dietro, porco. Pensa a te. No, mi sembra. No, questa è una cagata. Cioè, i piloti veloci in pista dove? Giro record di Alfonso. Record di Alfonso. Proviamo a tirare sto catorcio. Dai. Che tanto catorcio non è. È il comandone che è un catorcio qua. In Corea. Corea. Nessuno ai box, molto bene. No, Webber non passi. La telemetria indica che la vettura davanti a te è in modalità risparmio carburante. I suoi tempi sul giro speriamo, cazzo. No, c'è di festa adesso davanti. C'è Paul di festa. Vai come. Dai che direi stai vicino, dai che forse nella seconda parte stiamo guidando un pochettino meglio. Dai, almeno l'ottavo posto. Dai, almeno l'ottavo posto. Primo miglior settore assoluto, ma come? Grande come ottavi, dai. Dai, porca puttana. Tiriamo fuori un po' di orgoglio per questo finale. Mamma mia, ho sentito la macchina partire verso sinistra, non capisco il perché. Come che insomma, come avere una foratura al pneumatico. Boh. Vaneggi della Sauber. Ottavo posto, va bene, dai, fioi. Ho fatto delle belle gare. Questa è la prima con la Sauber di merda, dai. Ci sta anche. Giro record di Gigione. Record di Gigione. Record di Gigione, 1,45 alto. Vediamo se miglioriamo almeno il nostro giro. 46, 47. Button nel quinto posto purtroppo. Jenson Button nel quinto posto. Giusto così, non siamo competitivi in Corea, giusto così. Cerchiamo di tenere almeno l'ottavo posto, portare a casa l'obiettivo scuderia, qualche punticino irridato. E vaffanculo. Dai Kume. Vedi, con un passo gara diverso potevamo recuperare comunque, perché Button è là alla fine. La che ti segue è a circa un secondo di distanza. Solo che non devo fare veramente 4 giri di passione. Se faccio 4 giri di terrore faccio, purtroppo. Se non hai il passo gara è difficile, c'è poco da fare. Proprio in Corea. Singapore io ho stupito il mondo con una bella prestazione. In Corea ho stupito il cazzo invece. Quindi sono due cose diverse che alla fine non stanno bene insieme, c'è poco da fare. Il comandone vaneggia anche più del solito, molto bene. Si vede che perché il Milan ha vinto con l'Udinese ed è un evento, ragazzi, vincere una partita ormai per il Milan. Con Eurogol di Valterone Birsaf, mamma mia. Valterone. Vabbè, torniamo sulla Formula 1 che è meglio, dai. Adesso sto guidando un pochino meglio, però sempre un disastro rispetto al ritmo computer.
Me la faccio i miei migliori personali. Qua andiamo a prendere i detriti, molto bene. Attenzione che Webber è vicinissimo, Non possiamo perdere l'8º posto. Webber ci prova. Non posso cambiare traiettoria ancora, purtroppo. Riconquista la posizione, lo so che ce la puoi fare. E ce l'ho fatta, infatti. Però Webber è vicinissimo, devo fare ancora 3 giri così. Cioè, auguri come. Dai venezianone, dai venezianone. Ok, solo concentrarmi anche un attimo perché sennò Webber mi supera sicuro. Occhio, bravo. No! Mamma mia che sbandata. Super sbandata, ragazzi. Vada, Webber mi butta fuori. Sto fio della mignotta. Maledetto Mark. Non ce la fo. Grossi problemi coreani. Grossi problemi coreani e come indiani. Manca ancora troppo. Purtroppo nessun ritiro davanti. In Corea è veramente dura. 1.47.7. Vabbè, insomma, giro de merda. Vogliamo la bagarre davanti, c'è molta bagarre davanti, attenzione. Non può Button spaccare la lettone, no? Vettel al 7º posto intanto, Sebastiano 7º, e io godo. Che bello vedere Vettel indietro, sono quelle cose della vita meravigliose. Vai comandissimo. Dio santo. Concentration per questo finale, ragazzi, concentration assoluta. Che sgommate, fioi, che sgommate. Sono in mezzo ai 2 bibitari, cazzo. Adesso sono in mezzo ai 2 bibitari. Sta lentamente recuperando terreno. Beh, neanche tanto lentamente in realtà. Alfonso, dai, Alfonso che porta a casa la vittoria, almeno nel gioco, dai. 2 giri alla fine. Mamma mia, ancora un rischio con Webber. Ancora rischi. Webber se ne va. Bravo Kume. Mamma che ancora. Non ci siamo in Corea, non ci siamo proprio. Dai cazzo, dai, portiamo anche a sto 8º posto. Proprio con le unghie e con i denti, dai. Bravo Kume, dai.
Ogni tanto qualche curva decente la porto a casa. Tensione altissima. La Sauber vuole assolutamente questo ottavo posto. Soldini che arrivano, che non fanno male per queste monoposto, dai. Final lap, ragazzi, final lap. Gara non esaltante, ma vabbè. Catenaccio veneziano. Vai Come. Vai di catenaccio comendiano per questo ultimo giro. Tanto Vettel ha superato il Grosjean. Adesso c'è Grosjean al settimo posto. Romanone Grosjean. Dai che avevamo un piccolo margine su Marchetto Webber, dai. Su Sito Webber, fioi. Sito Webber. Lui è Sito Webber alla fine. Dai Come, dai. Oggi è veramente una gara brutta brutta. Ma se in queste gare così sfavorevoli portiamo a casa qualche punto, vuol dire che siamo sulla buona strada. Va a vincere Alfonso, va a vincere Alfonso. Attenzione! Incidentone davanti. Forse è una macchina sicuramente davanti. Mi sembra una Lotus dal colore dei detriti. Ma siamo all'ultimo giro, no, che credo. Devo correre come dei dannati, ma non che affemo, non che affemo. Mamma mia, ho sentito Webber. Non ci credo. Webber mi ha colpito, ragazzi. Webber mi ha colpito, ma non me ne frega un cazzo. Sono sincero. Dobbiamo tenere questo ottavo posto. No, sbagliare adesso! Mamma mia. Ragazzi, una gara di merda proprio. Gara di merda, è andata così. È andata così, mi dispiace. Ma in Corea sono proprio una pippa obesa. Ottavo posto e comunque fa morale, dai. Webber 11°. Detto io. Mi ha tamponato. Vabbè, però alla fine sono cazzi suoi, cioè sono io davanti, quindi sono io che devo ricevere la traiettoria, se lui mi viene addosso, problemi suoi. Bene, andiamo alla classifica. Allora, 220 a 185. Vettel veramente 35 punti, però adesso la possiamo ancora giocare per la Ferrari. Noi siamo a 100 punti al sesto posto, molto bene, vicini anche a Gigione in realtà, siamo a 38 punti, però la vedo dura sinceramente perché la Mercedes è molto più forte della Sauber. Costruttori invece siamo al sesto posto, la Lotus ha guadagnato terreno. Ma boh, raga, è stata una gara un po' così, che ripeto, mi dispiace, prestazioni scandalose, però proprio in Corea, avete visto che in qualifica, di solito mi qualifico sempre tra l'8° e il 10° posto, a volte anche al 5°, 6°, e stavolta sono arrivato 15°, perché proprio la macchina e il comandone proprio non erano competitivi in Corea. Buono raga, prossima gara a Suzuka, questa invece è una gara abbastanza favorevole, possiamo fare un bel risultato. Purtroppo Alonso e Button è arrivato terzo, quindi siamo pari adesso nella lotta per un ruolo in McLaren. Battaglia fra piloti, che classe di Alfonso. E vaffanculo. Email per Suzuka è prevista pioggia, porca mignotta. E così, quindi raga, prossima gara a Suzuka, spero in un risultato positivo almeno tra i primi 5. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.